felicità e un bicchiere di vino con un panino la felicità. E anche oggi internet non va, niente, devo prendere e spostarmi. Porca. Ragazzo, quando giro il mio testino, non so che fa stretching, ho sempre sta vista qua, che è sempre molto rilassante. Dietro il computer invece no, direi a tende, se no mi batte negli occhi. Pause cervicali, lavoro, ci vediamo dopo. E zio Schito, ragazzi, pioggia estrema addirittura. Che caldo, è arrivato, oltre qua. Guarda che bello, guarda. Adesso vedrei i colori un po' sballati perché c'è la luce artificiale che gli spara sopra. Il nuovo copripiumone per la Van Life, vedi che si intona un po' meglio con i colori di Pulmin, ma più che altro è un secondo copripiumino per vista da lontano, dai, ci sta. Senza luce artificiale, dai, sì, è proprio bello. Mi piace tanto, bello. E le mattine fuori dal meccanico si vede anche il mare. No, mi arriva il mare il meccanico. Cos'ha il pulmino? No, povero, sta bene, è solo il freno a mano che dà una vita che è da cambiare la cordella, diciamo. E già che ci siamo, le luci del cruscotto e delle frecce. Ah, ecco, una cosa importante, ragazzo, per carità, premesso che io non sono elettrauto, ok? Ti volevo dire di stare attento con le luci a LED, perché c'è insemeniata a venire fuori, Dio caro. Se le scritte stop là, fermate là, stupida come la merda. Le lampadine a LED hanno un diverso voltaggio rispetto alle lampadine normali, quindi può essere che in certe situazioni non funzionino. L'esempio classico sono le frecce, proprio gli indicatori di direzione, che semplicemente non funzionano, vanno troppo veloci. In altri casi possono funzionare perfettamente, ma a lungo andare bruciarsi, ciappar fuoco, quindi sta attento. Nel mio caso io sento che ho un olfatto particolarmente sviluppato, quindi sento, sa da Bruce Wayne, si dice, sa un po' da bruciato quando lasci magari le 4 frecce accese per 10-20 minuti, ok? Vedi, uno pensa anche di fare una cosa intelligente perché dici le lampadine a LED scaldano meno perché consumano meno, in realtà vedi no, in certi casi. Che figata! No, ma veramente, guarda, così, ritrovarsi a lavorare così, in questo ufficio strafighissimo, dove si vuole. In questo caso sì, un porco aiaso, ma soprattutto sotto la pioggia, cioè quanto bello è vedere la pioggia, stare sotto la pioggia e tu sei dentro all'asciutto, il calduccio, cioè proprio non ti manca niente, hai il tuo frigo, il tuo bagno, tutto, è veramente una cosa indescrivibile. Attenzione, nulla, assolutamente nulla di eclatante. La situazione che stavo provando a descrivere io, perché vuole provare un giorno a crearsi un ufficio del genere, è una situazione di comfort, sinceramente. Comfort, piacere, ma piacere è sinonimo di comfort, anzi meglio, comfort è il rifiuto alla lingua italiana che ti avrebbe fatto dire piacere, no? Ho dei clienti che detesto e spero non ti chiamino mai, non ti capitino mai, porca miseria, quelli che ti chiamano ti fanno 50.000 domande praticamente della serie come che ti chiami il meccanico e ascolta per cambiare il filtro dell'olio cos'è, dove devo toccare, cosa devo cambiare, che pezzo devo prendere, cioè gli cavi via un'ora di lavoro, ok, per alla fine farti i lavori te, poi però richiamano perché non sono capaci o hanno combinato qualche disastro e ora là. Che cazzo, ragazzi, bisogna comportarsi correttamente, altrimenti cavo scritta web designer e metto centro di consulenze gratuite, cioè verremo l'ufficio tutte mattine pastate drio a te completamente a gratis e spiegarti come fare to robe. E alle 2 porzioni di Giovanni Rana non credere mai. 2 porzioni fa sua fame che è impesta. Come fanno ad essere 2 porzioni sti tortellini qua, dimmi? Come? Per i cricetti? Ah! Oh, scherzi a parte, volevo accendere il riscaldamento, guarda qua. Ti fai una pasta, in questo caso i tortellini, hai già scaldato l'ambiente in un camper. E buon appetito! 2 porzioni sto culo, porca troia! 2 porzioni. Accosta come 2 porzioni. Ecco il trucco, porca puttana, geniali. Loro vendono
una qualsiasi cosa e scrivendogli 2 porzioni o 3 porzioni ne giustificano il prezzo. Geni. Acqua levissima, pH 8 e le bottiglie combaciano perfettamente. Ambrogio, vedi, la mia non è proprio fame, è più voglia di sfondarmi a merda. Non c'ero mai stato, queste sono le famose scuole Cornaro, quelle della droga. Ragazzo, queste sono comunque delle scuole superiori, cioè noi mi ricordo a Mestre era già tanto avevamo una macchinetta, qua hanno il bar, porca troia. I miei bicchieri da nobile. Ma vuoi mettere a bere la birra qua? Qua, anche qua. O tutti insieme. Buongiorno Italia, chi mi conosce sa che sono un singano pratico, quindi per cui guarda una roba. Allora, leggi qua, vedi? Era un bel 4 aprile 2023 quando ho chiamato l'Arca Camper, che è il centro assistenza Thetford, per dirgli che si è rotta anche la seconda ventola. 4 aprile. Oh, guarda che bella giornata che è oggi. C'è non tanto il tempo fuori che è nuvolo, ma guarda. 11 maggio, 4 aprile. 11 maggio. Ci sono state novità? Hai sentito qualcuno? Camper, buongiorno. Buongiorno signora, sono Yuri Bertoldero, cercavo Stefano. Sì, pronto? Ciao Stefano, Yuri. Ciao. Niente, passa più di un mese e ero detto dai che sento se novità. Sì, no, li ho chiamati anch'io la settimana scorsa ancora, perché ho un altro problema con un altro frigo, allora hanno approfittato per chiedere entrambe le cose. Sono rimasti senza, sto aspettando l'approvvigionamento del materiale dalla Cina, quindi anche dalla ventola e tutto quanto. Ma anche che altro pezzo che diceva? Ah, la scheda e tutto, sì, tutti quei pezzi là dei frighi, tutto, sto aspettando anch'io materiale da loro. Vabbè. Più o meno tempistiche non te sa? Ma boh, non so. Un altro mese? Con la Cina, non lo so, però se mandare un'email di nuovo per l'ennesima volta. Va bene. Dai, volentieri. Ciao, Ciao grazie. Stefano, a te, ciao. Vedi? Ora, a parte, vabbè, ringrazio sempre Stefano per professionalità, disponibilità, bla 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 bla, che sai là. Ma ascolta una roba. Hai sentito cosa ha detto? Ragiona un attimo, concentrate. Per carità, sono quasi tutti così, ma ha detto, stanno aspettando i pezzi dalla Cina. Quindi, a fine, 2 euro di frigo, perché sei una cinesata, come il discorso che ti ho detto il frigo di Adomatic e il clima di Adomatic, che ti ho detto cazzo quando l'abbiamo aperto, è proprio una cinesata. E se cinesate che mette il marchio e ti una cinesata da 50 euro te la paghi 2000 o 3000 euro. Ups, guarda che il clima, io l'ho preso in mega offerta quella volta 1300, ma guarda che è più di 2000 quel clima là, Dio santissimo, non è che voglio bestemmiare, ma perché con tutti i posti proprio davanti a me? Cioè, ragazzi... Allora, parliamoci chiaro, se mai uno mi parcheggia a 1 centimetro di distanza, per me non c'è nessunissimo problema, perché non sono l'unico essere vivente al mondo, ok? Però, e mi censuro in anticipo tutte le bestemmie, se c'è un parcheggio enorme, tutto libero, che cazzo mi vieni a tappare la visuale? Cioè, vedi che sono qua che vedo fuori, cioè che avevo il parco e tutto, niente mi devi tappare la visuale, con tutti i posti che ci sono. Cioè ragazzi, sta moda deve finire. Quando vedete un cazzo di camper, non è che dovete stare ammassati come sardine, potete anche andare dall'altra parte, non muore nessuno. Cioè non è che vi riscalda tipo il bue e l'asinello o cose del genere, capite? Cioè state distanti. Ripeto, se dopo non c'è la possibilità, va bene, pazienza.
Ma quando c'è la possibilità, state distanti. Forse il ladro del trofeo non è lo stesso che... Oh Ale, stavo guardando il discorso qua che nel tuo intimo c'è Cili. Ma è grande cazzo! I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on.